Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Corse di cavalli clandestine sull'Etna, un video postato su TikTok mostra la sfida tra due purosangue, quasi 100.000 euro. La posta in palio sullo sfondo gli interessi del crimine organizzato. Blitz dei carabinieri smantella una piazza di spaccio a Siracusa, 2 le persone arrestate e 2 denunciate. La droga veniva distribuita attraverso la feritoia di una porta blindata. Caso Scieri, la Corte rinvia la sentenza sulla morte del parà siracusano, avvenuta quasi 24 anni fa nella caserma della Folgore di Pisa, chiesta l'audizione di altri 3 testi. Anche a Palermo è emergenza rifiuti, diverse zone della città invase da ingombranti e immondizia e intanto dal centro alla periferia tornano i roghi notturni. Acqua al gasolio a Messina, ordinanza del sindaco, ne vieta l'uso anche per lavarsi e cucinare. Tecnici comunali a lavoro per individuare e riparare il guasto, ma i disagi per i residenti aumentano. Estate carissima, oltre a sdraio e ombrelloni aumentano anche i prezzi di pasta e pane. Secondo Coldiretti, in Italia sono oltre 3 milioni le persone che hanno fatto ricorso alle mense per i poveri. Calcio, si complica la cessione del Messina all'imprenditore Fabrizio Mannino. Le prossime ore saranno decisive, a rischio l'iscrizione al campionato di Serie C. Di nuovo buongiorno da Telecolor, cominciamo con la cronaca. Lunedì scorso l'ultima corsa clandestina di cavalli sull'Etna, nelle immagini di un video postato su TikTok. Lampo batte agente segreto ed assegna la vittoria da 120.000 euro al gruppo di Picanello ai danni di San Cristoforo. Sentiamo Natale Bruno. Tirano e come le competizioni equestri, belle a vedersi, cavalli che sfrecciano sollecitati dai fantini più o meno esperti, scommesse che fioccano con migliaia di euro in palio, decine di persone in sella agli scooter pronti a seguire da un osservatorio ravvicinato le prestazioni dell'animale. Perché il catanese dei quartieri, tra i vizi e le virtù dell'antico corso, annovera anche quello delle corse clandestine, oltre al gioco d'azzardo, alle bische, allo sfruttamento, alla prostituzione e via discorrendo. Storicamente i gruppi organizzati che fanno capo al crimine hanno una o più stalle in cui il purosangue viene seguito passo dopo passo, allenato ogni mattina, ingrassato con il miglior foraggio, aiutato magari con qualche punturina e pronto alla competizione, destinato in caso di clamorose sconfitte alla griglia dei barbecue che alla Civita si chiamano fuculari. L'ultima gara rigorosamente clandestina nelle strade di montagna tra Nicolosi e il bivio stradale di Ragarna ha avuto luogo lunedì, un paio di giorni fa. A contendersi il premio finale 2 scuderie fai da te, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. In campo Lampo, cavallo che fa capo al primo gruppo, e Agente Segreto che invece rappresenta il secondo. Tutti e 2 sono equini purosangue e pluridecorati. Agente Segreto ha alle spalle delle competizioni nei più prestigiosi ippodromi della penisola, ha addirittura una partecipazione al Derby d'Italia. Alle 5:30 si parte lungo i tornanti che si inerpicano nelle strade dell'Etna. Sono i fari dei motocicli e degli scooter a illuminare la strada quando ancora non è pieno giorno. I 2 cavalli procedono prima al trotto, poi al galoppo, trascorrono poche centinaia di secondi, sono i clacson degli spettatori a spingere gli equini. Lampo ha la migliore posizione e alla fine ha la meglio su Agente Segreto, il grigio animale costretto alla resa finale. Esultano i fantini e gli scommettitori di Picanello, tengono alto l'onore del cavallo, un vero fenomeno, e intascano 120.000 euro. La vittoria vale più di un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in euro. Tornano a casa sconfitti i simpatizzanti del quartiere di San Cristoforo, pronti a nuovi allenamenti su strada per il prossimo purosangue che dovrà sfrecciare per le strade sterrate dell'Etna. Prima però bisognerà far calmare le acque perché video postati su TikTok come questo amplificano lo strapotere di questo o di quell'altro gruppo, ma mettono in allarme le forze dell'ordine che la corsa la aspettavano per l'alba di domenica, senza sapere che invece all'ultimo momento era stata rinviata di 24 ore. E adesso andiamo a Siracusa dove i carabinieri hanno scoperto una piazza di spaccio a 2 passi dalla stazione centrale. Ad insospettire i militari, il via vai di auto, 2 sono state le persone arrestate, c'è stato il sequestro di droga e di denaro. Sentiamo Francesco Aloi.
Una feritoia separava il pusher dal cliente, un giro di spaccio di droga scoperto dai carabinieri vicino alla stazione centrale di Siracusa. È stato uno strano andirivieni di auto in una traversa di Viale Ermocrate ad insospettire i militari. In 2 sono finiti in carcere un uomo e una donna, altri 2 sono stati invece denunciati a piede libero. Uno di loro ha tentato la fuga da una botola dietro un armadio dell'abitazione e poi sui tetti, ma è stato bloccato. Aveva con sé uno zaino con 2 chili di droga. Quasi 3 chili di cocaina e crack, in parte già confezionati, ma anche hashish e marijuana. Tra quanto sequestrato ci sono anche più di 140.000 euro in contanti e 2 fucili calibro 12. Gli spacciatori erano bene organizzati, 9 telecamere ed una porta con vetri oscurati per poter distinguere i clienti dalle forze dell'ordine. Tutto questo però non è bastato. I carabinieri sono riusciti a penetrare, con loro anche i cani antidroga e i vigili del fuoco. Una lotta contro lo spaccio che non si ferma mai. Attorno alla droga gira molto denaro, lo testimoniano anche le macchinette contasoldi trovate dai militari. E 2 coltivazioni di droga sono state scoperte dai carabinieri di Partinico. 2 uomini sono stati arrestati, altri 2 denunciati. A Borgetto i militari hanno arrestato Salvatore Rizzo. All'interno della sua abitazione sono state trovate 290 piante e 2 kg di infiorescenze. L'altra serra con 52 piante di cannabis, altre 1,5 metri e 500 grammi di marijuana già essiccata è stata scoperta a casa di Vincenzo Amorello. Adesso cambiamo pagina, slitta ancora la sentenza sul caso di Emanuele Sceri, il parà siracusano trovato morto quasi 24 anni fa nella caserma della Folgore a Pisa. Vittima di atti di nonnismo o deceduto per altra causa? Una verità che la famiglia attende ormai da troppi anni. Sentiamo Lorena Dolci. Era attesa nella serata di ieri, ma la sentenza del processo di primo grado per la morte di Emanuele Sceri slitta al 13 luglio per un'integrazione dell'istruttoria. Un ultimo tassello di un puzzle che evidentemente serve e serviva alla Corte per decidere. È il racconto di 3 donne, il tassello che i giudici della Corte d'Assise vogliono aggiungere alla ricostruzione dell'omicidio dell'allievo paracadutista della Folgore, trovato morto nella caserma di Pisa il 13 agosto del 99. Noi sentiremo queste 3 ragazze che nel 99 invece raccontano di essere stati con i 2 militari solo fino a mezzanotte. Quindi lui alle 2:30 di notte, per come ha dichiarato in dibattimento, poteva benissimo essere già in camerata e aver visto i 3 imputati. Emanuele Sceri è di Siracusa, ha 26 anni e una laurea in giurisprudenza quando viene chiamato sotto le armi. Secondo l'accusa, Alessandro Panella e Luigi Zabbara, 2 ex caporali della Folgore, avrebbero costretto il giovane appena arrivato a spogliarsi e salire sulla torretta, facendolo poi precipitare e morire. I 2 avrebbero poi nascosto il corpo sotto un tavolo, dove fu ritrovato 3 giorni dopo. Per loro il PM ha chiesto 24 e 21 anni. I 2 erano finiti sotto inchiesta nel 2018, dopo che la commissione parlamentare d'inchiesta aveva concluso che Emanuele Lele Sceri non si era suicidato. Una verità che la famiglia aspetta ormai da tanti anni. È la voglia di chi ha subito un dramma ma è rimasta appesa a questo dramma perché non si ha la conoscenza della verità. Sicuramente è stato ammazzato e vogliono conoscere il nome e cognome di colui che condusse questo efferato omicidio. Palermo come Catania, anche nel capoluogo di regione, torna l'emergenza rifiuti. Diverse zone della città sono invase da immondizie e anche da ingombranti, soprattutto nel centro storico. Marco Gullà. Ci risiamo a Palermo, in diverse zone della città è ancora emergenza rifiuti. Dalla periferia al centro storico immondizia e ingombranti fanno ormai parte strutturale delle strade. Guardate queste immagini, siamo proprio nel cuore della città, a poche centinaia di metri dal quartiere di Ballarò, meta anche di molti turisti. I marciapiedi sono impercorribili per via degli ingombranti. Non si riesce a sconfiggere questa piaga dell'abbandono dell'ingombrante con una certa facilità. Chiaramente il cittadino, quella parte di cittadini che si ostina a non avere il senso civico, ha tutte le responsabilità, perché negli ultimi anni sono venute fuori diverse isole ecologiche dove è possibile portare il tuo televisore, il tuo armadio o il tuo divano senza pagare nulla. Quindi se ci sono anche molti ingombranti per strada è una cattiva abitudine da parte di chi non ha il senso civico e il rispetto della città.
Ci spostiamo in un'altra parte della città, siamo in via Sant'Erasmo e questa strada si interseca con la zona mare. Questa arteria la prossima settimana, in occasione dei concerti di Vasco Rossi a Palermo, sarà percorsa da migliaia di persone che vorranno recarsi allo stadio Barbera. Oggi la situazione è questa: a Piazza Calza è stata addirittura invece allestita una tendopoli con divani e altri ingombranti dove extracomunitari e senza tetto vivono stabilmente. Intanto i vigili del fuoco sono stati impegnati anche la scorsa notte per spegnere gli incendi dei rifiuti accatastati al Coni in alcune strade del capoluogo siciliano. La spazzatura è stata bruciata nelle zone dell'Arenella, Borgonuovo e allo Zen. 24 ore prima gli incendi sono stati appiccati nei quartieri di Falsomiele e Bonagia, in via Miraglio Rizzo e in viale Regione Siciliana. A Messina adesso, dove dai rubinetti di casa l'acqua esce assieme, sembra, con delle tracce di gasolio e caccia alla perdita, ma intanto è stata emanata una ordinanza che vieta l'uso dell'acqua corrente non solo per chiaramente gli usi potabili, ma anche per lavarsi e per cucinare. Francesco Triolo. Centinaia di famiglie senza acqua potabile, decine di palazzi sotto osservazione. A Messina emergenza in pieno centro, un allarme scattato un paio di giorni fa quasi precauzionalmente, ma che oggi è ancora attivo. Tutto è nato dalla segnalazione di uno strano odore nell'acqua che usciva fuori dai rubinetti delle case nel perimetro tra via Tommaso Cannizzaro, la via Santa Cecilia e il viale Italia, che ha fatto scattare subito i controlli da parte dell'AMAM. Così le prime analisi nella tubazione hanno portato alla conferma: c'è presenza di idrocarburi nell'acqua. Il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto un'ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua per uso potabile nella zona, a 2 passi da università e tribunale, dove insistono un paio di scuole, dove ci sono diverse attività di ristorazione. Nel frattempo sono partiti i controlli nelle cisterne delle abitazioni, in quelle di 2 distributori di carburante, a cui oggi è stata notificata un'altra ordinanza, quella che prevede il controllo dei livelli dei serbatoi interrati. Intanto nella zona sono state attivate 2 autobotti per rifornire cittadini. Qualcuno ha lamentato fastidi anche nell'utilizzo dell'acqua per lavare solo le mani, ed i disagi non sembra termineranno presto, tanto che oggi è stato istituito anche un tavolo in prefettura. Abbiamo istituito questo tavolo proprio per cercare, visto che il tempo comunque si è allungato, perché ancora siamo alla ricerca purtroppo di queste fonti di inquinamento, che abbiamo scoperto insomma che si tratta appunto di gasolio, e quindi abbiamo attivato questo tavolo in collaborazione quindi con la prefettura, protezione civile e tutti gli altri enti, diciamo, per avere un supporto. E quindi abbiamo ristretto l'area e stiamo chiedendo a tutti gli amministratori, quindi tutti i proprietari quindi di immobili in quell'area più circoscritta, se hanno eventualmente dei serbatoi o hanno delle anomalie. Le aree circoscritte quindi sono 2, una è quella più ampia di almeno 25 isolati parecchio abitati, dove non si può utilizzare l'acqua, l'altra più ristretta in cui si stanno concentrando le ricerche del punto di inquinamento. Scatterà presto anche l'analisi del tipo di idrocarburi, se da gasolio per riscaldamento o da distributore di benzina. Nel primo caso dovranno essere controllate eventualmente tutte le caldaie ed i serbatoi di tutti i palazzi della zona, un'operazione lunga e non agevole. Torniamo a Palermo, dove questa mattina c'è stata una rapina al banco BPM di via Serra di Falco. Poco dopo l'apertura 5 uomini sono entrati nell'istituto bancario e hanno preso in ostaggio la dirigente, alcuni dipendenti e i clienti. I rapinatori hanno svuotato le cassette di sicurezza e pare abbiano aperto anche il caveau. Per entrare i banditi avrebbero forzato un cancello che porta ai box e anche all'autoclave condominiale. Hanno fatto un buco sul tetto e sono entrati nell'ufficio archivio, cogliendo tutti di sorpresa. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta, torniamo fra pochissimo con le altre notizie. Di nuovo insieme a Sicilia 24, una manifestazione questa mattina a Catania in piazza Università, così come anche in decine di altre città italiane, per denunciare la crisi che sta investendo ormai da tempo il settore sanitario. Simona Mazzone.
La sanità pubblica è sull'orlo del fallimento. Il grido d'allarme univoco arriva dall'Intersindacale Uniti per la Sanità, che raccoglie diverse sigle in rappresentanza della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, per denunciare la crisi che sta investendo ormai da tempo il settore nel nostro paese. In decine di città italiane, contestualmente, sindacati e associazioni in difesa di pazienti e cittadini hanno manifestato per chiedere al governo nazionale l'avvio dei concorsi, assunzioni di medici e dirigenti sanitari, il rinnovo del contratto collettivo del lavoro e maggiori risorse. A Catania un flash mob in Piazza Università. Chiediamo al governo regionale in particolar modo di utilizzare tutte le somme che praticamente sono state individuate nel corso degli anni per la regione Sicilia. Chiediamo anche una maggiore osservanza per quanto riguarda il PNRR, ma soprattutto in Sicilia chiediamo che si sblocchino i concorsi. Carenze che emergono in tutto il paese, ma anche in questo settore si evidenzia un'Italia a due velocità. In Sicilia si conta un operatore della sanità ogni 125 cittadini, mentre in Lombardia o Emilia-Romagna uno ogni 90, con una differenza del 20-30%. Abbiamo subito un definanziamento importante, parliamo di 15 miliardi fino ad arrivare anche a 30 miliardi di euro, che ha portato a un depauperamento dell'organico negli ospedali. Col governo Meloni è in atto la trattativa per il rinnovo del CNL, ma i sindacati restano cauti. Abbiamo dei colloqui col governo, il governo ci ha dato garanzie di apertura, di dialogo, di disponibilità. Speriamo che alle promesse, alle parole facciano seguito i fatti, facciano seguito i provvedimenti. Anche con il governo regionale è aperto un tavolo di confronto per valutare le proposte presentate all'ARS dalla Commissione Sanità. Come Assemblea regionale abbiamo lavorato già per preparare un disegno di legge, però noi speriamo di poter fare una legge voto per invitare il Parlamento a superare ormai una limitazione che di fatto nega la possibilità di avere il diritto alla salute nelle nostre comunità. Mentre le condizioni di lavoro negli ospedali pubblici sono insostenibili, a pagarne le spese sono i cittadini costretti a lunghe attese, anche di oltre un anno, per un esame sanitario. Prezzi degli alimentari alle stelle, cresce il numero di persone che chiedono aiuti per mangiare. Secondo i dati di Coldiretti in Italia sono oltre 3 milioni le persone che hanno fatto ricorso alle mense per i poveri oppure ai pacchi alimentari per dunque poter sopravvivere. I prezzi aumentano ma gli stipendi no, hanno commentato i catanesi tra i banchi del mercato di Piazza Carlo Alberto, dove per noi è andata Eva Spampinato. Un giro tra le vetrine a cielo aperto del mercato di Catania, un occhio alla freschezza dei prodotti e l'altro ai cartellini dei prezzi che aumentano di giorno in giorno. Con l'inflazione alimentare più alta degli ultimi 40 anni salgono a oltre 3 milioni i poveri in Italia che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense dei poveri o ai pacchi alimentari, stima Coldiretti, e il 64% si trova al sud. L'unica cosa che non aumenta sono gli stipendi. I prezzi alimentari sono cresciuti del 30% rispetto al 2021. Facendo una statistica breve, quanto spendo in più da 6 mesi a questa parte, gestendo la mia famiglia, che è una famiglia di 6 persone. Spendo il 40% in più. Il pane è aumentato, la pasta su per giù, il latte non ne compro, i formaggi sono aumentati tantissimo, anche quelli locali, il pecorino arriva a costare quanto il parmigiano. Secondo l'ultima analisi periodica di altro consumo effettuata grazie ai dati IRI aggiornati ad aprile 2023, per comprare pasta, farina, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, zucchero, caffè in polvere, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, zucchine e banane si spende il 9% in più rispetto a un anno fa e il 30% in più rispetto a 2 anni fa. Latte prima vendiamo €1, ora €1,40, 40 centesimi aumentato. È passata, prima vendiamo €1, ora €1,30. Prima quando? 3-4 mesi fa. Il costo delle lattine che ora siamo proprio infatti la gente a volte anche la posa. Il pane è intorno dai €3, gira ai €4 al chilo. Giustamente i costi sono sempre alti perché ci sono le spese delle bollette della luce, c'è il metano, c'è l'acqua, c'è varie cose. Abbiamo aperto qua con €2,50 a chilo, ora siamo arrivati a €4 a chilo.
L'Italia, sottolinea Coldiretti analizzando i dati Fed dello studio Poveri, il lato nascosto dell'Italia, si prepara a vivere l'estate a tavola più cara da decenni, con il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare che ha superato quota 630.000, ai quali vanno aggiunti 356.000 anziani sopra i 65 anni, oltre ad una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni. E continueremo a parlare dell'aumento dei prezzi alimentari, anche della maggiore richiesta di aiuto per mangiare, nel focus delle 14.30, subito dopo il nostro telegiornale. In studio con Eva Spampinato, Salvo Pappalardo, vice direttore della Caritas di Catania, in collegamento padre Mario Sirica, direttore della locanda del Samaritano di Catania. Inviate i vostri messaggi al 342 745 5005. Potete seguirci anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Altra sosta e dopo ci ritroviamo con le notizie sportive. Eccoci in studio, adesso parliamo di sport, il calcio in particolare, con il futuro del Messina. Quelle attuali sono ore decisive proprio per la cessione dell'ACR Messina. L'intesa per la cessione proprio del club all'imprenditore Fabrizio Mannino, che è interessato a rilevare la società, rischia di saltare. Tonino De Mana fa il punto della situazione. Sono ore decisive a Messina sul fronte calcistico. La trattativa per la cessione della società giallorossa vive da giorni di accelerate stalli, di incontri e valutazioni sui bilanci. Le prossime ore sono cruciali dopo che martedì sembrava già essere stato raggiunto l'accordo con la stesura addirittura di una bozza preliminare di cessione del club. Un'intesa che deve essere formalizzata davanti ad un notaio, ma dopo 2 giorni ancora non si è passati alle vie di fatto. Il presidente della CR Messina, Pietro Sciotto, ha ribadito la richiesta di garanzie precise all'imprenditore Fabrizio Mannino per iscrivere la squadra, passaggio che ormai, visti i tempi strettissimi per la cessione, spetta alla vecchia proprietà. È proprio su queste garanzie, o meglio sulle modalità per presentarle, si è arenata nuovamente la trattativa. Mannino, secondo gli accordi, dovrebbe anticipare le somme che servono al patron Sciotto per saldare i giocatori e procedere all'iscrizione, una scadenza prevista per venerdì e che deve essere predisposta necessariamente nelle prossime ore. Ma Sciotto su questo passaggio è stato chiaro: in assenza di queste garanzie economiche non iscriverà la squadra al prossimo campionato di Serie C. Nelle prossime ore dovrebbe esserci un altro incontro, da quello dipenderà il destino del Messina Calcio. E noi ci fermiamo qui, grazie per essere rimasti con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla con voi Eva Spampinato per Sicilia 24 Focus, che oggi si occuperà, come avete sentito nel corso del telegiornale, proprio del rincaro dei prezzi di prima necessità, quelli alimentari, soprattutto pane e pasta. Grazie ancora per l'attenzione e auguro a tutti voi una buona giornata.